Ciao. Bene signore e signori, ci stiamo avvicinando alla celebrazione dello sbarco americano. Ecco qua, vedete, Rai, di tutto di più. Sperate i nostri marò. Ci apprestiamo a questa celebrazione. Boh, penso che c'è una almeno in questo casino c'è già di essere qualcosa, no? Non è che tutto questo è spreco di risorse umane. Ma a che ora iniziano, signore? Già sono partiti. E verso dove? Lungomare. Ah, scusate, non la faccio tutta al fondo pericolosa perché sono con una mano e quindi ho una mano occupata, non che sono senza una mano. Cioè, qua vediamo macchine già sgomberate, American Boy, frischiate strane di un buon segno, perché significa che siamo vicini allo sbarco, signori e signori, ladies and gentlemen. Giornalisti, vedete, cerchiamo di capire, là vediamo folla, noi ci avviciniamo piano piano, quarti, qua già siamo Nomus. Io direi di attaccare la bicicletta. Che ne dite? Attaccammo? Sì, attaccammo. Bene, come potete vedere ci sono molti dissidenti, come si dice, come si chiamano? Quelli del Nomuos. Ne approfittano per farlo sapere agli americani che loro sono Nomuos, non lo voglio, anche perché il TAR ha accettato diverse cose che non va bene questo MUOS. Quindi basta, non si può fare. Stamattina alle 4:30 lui Gaetano Però non sono un cazzo, sai come? Ma diciamo che è la particolarità dell'artista che ora sì che ci vuole la ripresa. E invece ora ornamento io. Vedete? Tappeto rosso per i americani, tappeto rosso, qua tutti in fila ad aspettare. Però, ciao Tori, era bello se sbarcavano proprio a Pafinda. Questi si bagnavano di pesce. Ah, sbarcano? È una ah, sì? Si bagneranno i piedi. Ah, ma è Nura proprio. Ah, ciao, dai, fammi fare lo scoop. Girati, che c'è scritto dietro? Va bene, va bene. Davanti di questa scritta non mostro mafia. Certo, volentierissimo. Tutte e Faccia due. viva la vita. Ecco, perfetto. Grazie. Se eravamo in streaming, in diretta, qua si raccoglieva un mondo. Bene, tanto per ricordare a quelli che si sono collegati in questo momento, che poi è una minchiata perché tanto siamo su YouTube registrato, quindi comunque tanto per fare scenografia. Niente, siamo in attesa dello sbarco dei americani, dovrebbero fare una simulazione di sbarco dei americani. Vediamo un po', nel frattempo vi faccio vedere che si sono dimenticati a pulire la vecchia dogana che, se non ricordate, il presidente della regione dice che sarebbe consono per fare attività artistiche e culturali, e fatto da Totò Galante ovviamente, perché se no il presidente l'ha detto, cioè non è che... Come vedete ci sono manifestanti Nomuos, c'erano pure l'anno scorso, mi ricordo, che hanno parlato col sindaco in modo pacifico, erano di meno, ora quest'anno sono di più, e penso ci sono anche forestieri, non solo gelesi, ovviamente grilli presentissimi, non si sa di quale gruppo, perché ce ne sono due movimenti, almeno così so, non so ora ormai di quale gruppo è. Cortesemente dovete andare, guardi, se lei vuole vedere bene la manifestazione deve andare sul muretto dove è lo chalet, la vede benissimo perché entrano là, dal mare entrano là, dovete andare sul muretto là. Sempre queste restrizioni, sempre così, tanto per, ci deve essere la restrizione sempre restrizione, cioè, o buono dice per sfizio.
Questo è il famoso, quello che si è arrampicato sopra l'antenna. Guardate che bella la strada, bella, assai di essere così ogni giorno, e invece no, se ne parla il prossimo anno, il prossimo sbarco dei americani. Noi con Toto Vassa ci andiamo a prendere un caffè. Questo è Toto Vassa, il mio avvocato. In ogni caso dobbiamo staccare perché la batteria se no non ci arriva, lo sapete che Pensiero Stupendo purtroppo non è sponsorizzato, manco dei maracane, va? Capirti? Se fosse sponsorizzato dai maracane, Pensiero Stupendo a quest'ora sarebbe in giro a fare interviste alle persone, cosa ne pensano degli americani, però siccome non è sponsorizzato Pensiero Stupendo e non credo lo sarà mai, noi ce ne fattiamo, facciamo quel cazzo che vogliamo, non è che registriamo che dico io, scancello, ci faccio la battutina, li prendo per il culo, quel cazzo che voglio fare faccio, questi sono i privilegi del freelance, i privilegi del no profit. Minchia boh, ne esci soldi e facciamo come tutti i televisioni, perché i televisioni tu i paghi e loro ti vogliono bene, è così, no? Li paghi con gli sponsor, non è che li paghi con le tangenti, con gli sponsor. Mentre noi invece siamo su YouTube gratuitamente, si paga 20 euro di ADSL al mese e fai quel cazzo che ti pare. Bene, dai, stacchiamo veramente, dai. Andatevi a cercare un posto in spiaggia! Noi non festeggiamo! Noi siamo qua a dimostrare la nostra indignazione! Quindi se quasi del fascismo e del militarismo! A rovinare la vostra festa! Guardate lo spirito della Costituzione! Non vuole la fare! Il vostro perdere! Risorse politiche! La vostra arroganza! La vostra prepotenza! Questo papà parla San Giuseppe in persona. Prendere, ubbidire, combattere! Ma cosa stanno facendo? Il fatto che Messi Se tu non ci vuoi andare, non c'è andare. io lo dico per tutti. Ma loro sanno quello che il movimento è fatto da una cosa. Sì, lo so, ma Messi tanto mangia questo piccolo sole, dov'è la festa? Cioè dov'è l'elemento precipitato? Dico, ma anche loro, se ci spacchiamo. Io non so. Non puoi dire quello che io. Nessun padrone viene in Italia per regalarci niente. Lo diceva anche il Manzoni che avete studiato. Un popolo e l'altro sul collo di Stato. Dividono i servi, dividono gli armetti, si posano insieme sui campi di guerra. Colpo di ferro, che nome non ha. All'opera immersi dell'arte officina, ai solchi bagnati di servo sudore, invece di essere pagati a sbaffo dalla povera gente, per difendere quelli che ci inquinano e continuano a proclamare le altre guerre, le bombe atomiche che verranno, le nuove bombe atomiche che stanno installando in Olanda, alla piana. Voi difensori del popolo italiano
Faccio una foto. Ogni dollaro speso per le armi è rubato al popolo. Presidente degli Stati Uniti d'America. Obama, return of Nobel Prize. Grazie. È veramente scandaloso. Cosa gli hanno dato per le bombe al fosforo sui mercati rionali? Per aver usurpato più terre di Bush, di quell'altro criminale guerrafondaio, o per aver fatto le 46 antenne che uccidono dal 91, che creano meloma, carcinoma, linzama. Giustamente lei mi vede vestito così. Ha ragione, sì. Speriamo con mamma non vedere. O papere lei, il poliziotto. Vabbè, io mi sto aspettando. E che fare? Buongiorno. Buongiorno. Bene ragazzi, finite il pacifico.
Tattoo shop. Hi, Doc. Hey, Fish, what are you doing? If you don't mind, we're going to record this. Is that cool? Oh, that's cooler than hell. Hell yeah. That's his biggest dream, man. You know, his biggest dream is me and him go party with you. Trail of torn-eyed twisters, two angels on a mission game. Dust devils dance before them in the path of the hurricane. On the road to Oklahoma, through the flatlands from LA, from the shadows in the valley, from a country where the lizards play. While they drove, they got the radio on. Why don't you sing along, sing along, sing along? Brother 52. Brother 52. I don't think so. Accetta incustodita. A man stands behind his shadow. A man stands behind his words. These men are together with family to defend the rights in another man's world. Most people stood against them. Most people disagreed with the need for all those weapons in a safe, secure society. Read the words and the pictures on another man's skin. We are lovers, warriors, magician kings. Brother 52. Brother 52. Brother 52. Brother 52. Well, I don't think so. Okay, here's what happened. 52 barred the door shut from the inside. A gunfight started on the front porch. 52 shot back. You know, they come to his home with it, so he's protecting himself. The guy inside the house blew his brains out. Yeah, they made it look like he killed himself. But no one believed he would. Because he's not that kind of... Non basta, non basta. Ok, adesso
Questo è forte. Sai che avete gratis? Questi sono i famosi quelli come fa. Otto! Dammi! Marica! Qua! Fanno venire qua? Io l'apiareddo ci stanno fanno fare un l'apiareddo. Lo che ho capito, però in modo del paese è tematico, bisogna andare a mangiare a tante persone famiglie povere, e ora lo vediamo, no, ti stanno preparando, Che ci dico, dai? Che si scappa. Ma pure la gamba si robe sotto le rocce. Vabbè, il pane mi sono poco per lo schiocco, non è che ci stai. Ma infatti, non è vero. Ma nemmeno c'è a Rai dire i canali. Oh, io sono così. Tutti ci sono, signor. C'è? Tutti ci sono. Sì? Oh madonna. Oh, in Germania proveremo un altro documentario, ne? Brother 52. Here's what happened. 52 barred the door shut from the inside. A gunfight started on the front porch. 52 shot back. You know, they come to his home with it, so he's protecting himself. The guy inside the house blew his brains out. Yeah, they made it look like he killed himself. But no one believed he would, because he's not that kind of man. And so, I mean, he wasn't afraid of death. You know, he believed in something, he would die for it. That's what he did. Some say he had it coming, others say he was so to blame. But who says they've got the rights of any at all to blow the brothers away? Man got a right to wonder, a man got a right to dream, without looking over his shoulder to choose the manner of the life he leads. One man's thoughts and another man's skin. We are lovers, warriors, magician kings. Brother 52. Brother 52. Well, I don't think so. Brother 52. Brother 52. I don't think so. What they had done was they had come in and murdered him for his firearms and his ammunition. And it's just like that Waco, Texas, or any of these other things over here in the United States. Anybody that's stockpiling firearms and ammunition is a threat to the government, so the government wages
against us. They tortured him. He went out, I'm sure he stood up like he's supposed to, you know, and smashed all the rings shut on his fingers with a hammer. It was all an orchestrated plan, man. The closer I was getting to the truth, the more they got everybody looking at me as being the guy that pulled the trigger. And what they did, when they killed 52, they broke the whole family up. That's exactly what they wanted to do. They wanted to break all of us up. Bene, abbiamo preso un caffè con il mio avvocato, il nostro avvocato di pensiero stupendo. Come? Totò? Allora accetti l'avvocatura? L'investitura, dire che poi a fare un giuramento, che cosa, no, a Marunnuzza no, vedremo che cosa prendiamo di rappresentativo e a fare un giuramento, senza invettarci di sangue, vediamo, buone sputazzate, vediamo.